Uno spettacolare castello di roccia posto sulla linea di confine tra le Dolomiti del Centro Cadore e le Dolomiti Friulane. Benvenuti a Rifugio Padova agli Spalti di Toro. Si parte dai circa 700 metri del lago di Centro Cadore, più precisamente da Domegge, e si seguono le chiare indicazioni per il Rifugio Padova attraverso questa strada forestale che risale la Val Talagona. Quello che si vede alle mie spalle è il Monte Tranego, dove vi ho già portato in un mio precedente video. Questa strada comunque al momento non presenta grandi aperture panoramiche, se non altro ha il pregio di immergerti nel silenzio più totale. Andiamo! Qui nel Cadore la primavera è già arrivata, siamo accompagnati dal piacevole sottofondo del cinguettio degli uccellini e non appena il bosco si fa da parte, le prime aperture panoramiche regalano spunti sulle cime più iconiche del Cadore. Dalla mia sinistra il Sasso di Bosconero, il Monte Rite, il Monte Tranego che ho citato in precedenza e il re delle Dolomiti, non solo del Cadore, il Monte Antelao. Nel frattempo alle mie spalle si intravedono anche gli Spalti di Toro. Straordinario! La presenza di queste bellissime baite rendono questo percorso ancora più piacevole. È bene ricordare che qualora ci si voglia fermare, quindi fare una sosta, di adottare un atteggiamento il più rispettoso possibile e decoroso. Sono il simbolo di una montagna vera, semplice ed autentica. Ed ecco quindi anche Cima Belprà e quindi le Marmarole. La nostra anima wild ci porta alla prima deviazione di giornata. Abbandoniamo quindi la comoda strada larga forestale in luogo di questo sentiero più selvaggio in direzione del rifugio Cercenà, il nostro primo obiettivo di giornata. Dopo i primi 300 metri di dislivello, Giorgia, come vanno le gambe? Dopo 2 settimane da panico con le ginocchia, dai, vanno. Ce la possiamo fare. Abbiamo altri 500 metri. Testiamo. È un sentiero boschivo che non regala aperture panoramiche, se non altro è immerso nel silenzio. È da affrontare con la dovuta attenzione, è abbastanza ripido, la presenza di foglie lungo il percorso lo rendono particolarmente insidioso e cadere qua sotto è meglio di no.
spettacolare. Sta? Assolutamente sì. E questo video è sponsorizzato dalla cucina di Giorgia. Buon appetito! Rifugio Cercenà a quota 1050 metri. Noi siamo partiti dal lago di Centro Cadore, abbiamo intrapreso il segnavia numero 749, abbiamo tagliato per il bosco della Val Cesarella. Ora ci rimangono gli altri poco più 200 metri di dislivello, che seguiremo ancora la strada in parte forestale, taglieremo poi sul sentiero Okai e raggiungeremo quindi il nostro obiettivo di giornata. Rifugio Cercenà, che è un piccolo gioiello con una veduta panoramica di pregio su tutte le Dolomiti del Centro Cadore, forse anche dismesso. Quindi ci rimettiamo in marcia in direzione del rifugio Padova. E anche cambio di settaggio, perché se il bosco inizia piano piano a diradarsi, questo equivale anche a esposizione al vento. Proseguiamo quindi la nostra escursione attraverso questa strada forestale impreziosita dalla presenza di caratteristiche sculture in legno, che sono le opere disposte durante il tradizionale evento Scolpendo, che a cadenza annuale si svolge nei pressi del rifugio Padova. Quindi dopo vengono disposte lungo questi sentieri. Troveremo anche i narli secondo te, Giorgia? Spero di no, sono tanto brutti. Ma sono simpatici però. Sono brutti però. I narli sono creature fantastiche che rappresentano il folklore locale, quindi del Cadore, ma anche del Comelico, e sono talvolta legati alla raccolta dell'erba talagona. Prima neve nel frattempo. E intanto aumentano i pezzi di neve però, Ma noi siamo preparati a tutto. Anche a tornare indietro? No, dai. Che stronzo. Pip! Raggiunti i 1100 metri di altitudine, ecco apparire per la prima volta durante questo percorso, in tutta la sua maestosità, queste guglie rocciose protese verso il cielo, che assomigliano a dei campanili gotici. Gli Spalti di Toro. Boschi selvaggi ed avventurosi, tipici di questa zona e quindi anche delle Dolomiti d'Oltrepiave. Aggiungono quel pizzico di avventura in più che fino ad ora era mancato. Per quanto riguarda invece qualche chicca storica, gli Spalti di Toro non fanno riferimento all'animale, ma bensì al dialetto quindi friulano e anche quello cadorino. Infatti in zona i tor significano campanili, veri campanili di roccia, e infatti di là dagli Spalti di Toro c'è il famoso campanile di Val Montanaia,
che divide la valle circostante, che è quella del Cadore, dalla Val Cimogliana. Una piccola puntualizzazione: questo tratto che abbiamo intrapreso dalla deviazione della Forestale che ci sta conducendo fino al rifugio Padova, nonostante sia ufficialmente CAI, la cartellonistica è molto basilare, quindi quasi sporadica. Il giusto riferimento da seguire è indicato comunque dalla bollineatura di colore rosso presente sulla corteccia degli alberi, che ne indicano la giusta direzione. Oppala! E come sempre serve, almeno durante questa stagione, con l'ambiente innevato, un minimo di senso dell'orientamento. Ripido! È la neve che rompe. Ci siamo quasi al rifugio. Hai controllato il calendario eventi del Cadore, Giorgia? Un'altra festa in maschera? No, e siamo... musica tucci? No, Siamo anche no? Intanto siamo a Pasqua e comunque sia il rifugio Padova è un rifugio tradizionale, quindi che rappresenta l'autenticità. Oggi è chiuso e quindi ci considereremo un castello di roccia tutto per noi. La torta, abbiamo mangiato la tua? Sì, quella sponsorizzata da parte della tua cucina. Va bene, dai. Dopo ci fermiamo in pasticceria. Va bene, che contento. Però la prossima volta devi venire con me in un sentiero ancora più difficile. Rinuncio alla torta. Benissimo. Bello che è molto particolare. In circa 3 ore e 600 metri di dislivello positivo raggiungiamo il rifugio Padova a quota 1287 metri, racchiuso tra il gruppo dei Monfalconi e degli Spalti di Toro, in un ambiente a dir poco da favola nel vero senso della parola. Gli Spalti di Toro ci insegnano che questi non sono solo confini naturali, ma un invito ad esplorare altri orizzonti e ad andare oltre. Abbandoniamo quindi il rifugio Padova e i Pra de Toro per ridiscendere al nostro punto di partenza. Ora eseguiamo un piccolo anello invece di riprendere il sentiero che attraversava il bosco nell'ultimo tratto. Preferiamo la più comoda strada forestale.
E prima di ridiscendere al nostro punto di partenza, un ultimo sguardo verso queste straordinarie catene dolomitiche. Quello che comunque impressiona di più sono le frane che si notano durante sia nella fase di salita che di discesa su questi versanti. Sembra quasi che la montagna da un momento all'altro debba sprofondare. Quella che stiamo percorrendo potrebbe sembrare una monotona strada forestale, è comunque avvolta da questo bellissimo bosco di faggi e di pini che questo colore verde infondono un senso di pace e di serenità, una sorta di cura rigenerante. E per le articolazioni? Non tanto, la strada asfaltata non è mai piacevole per articolazioni. Però dai, bisogna anche saper apprezzare il bosco, i colori, l'atmosfera, insomma. Quindi, in definitiva, per l'equilibrio mentale è un ottimo toccasana, per le articolazioni un po' meno. Con il lago di Centro Cadore alle nostre spalle concludiamo anche questo bellissimo trekking e con questo arriviamo anche alle considerazioni finali. Il rifugio Padova, attualmente chiuso, riaprirà i battenti il prossimo 25 aprile. Si potrà comunque raggiungere attraverso la stretta strada forestale che abbiamo percorso noi a piedi, a fasce orarie prestabilite e a sensi di marcia alterni. È un trekking che si compone di poco più 600 metri di dislivello positivo, racchiusi in circa 16 km. Per i maggiori dettagli comunque vi rimandiamo in descrizione. Il consiglio che vi diamo è quello di effettuare nella fase di andata i tagli boschivi che abbiamo effettuato noi, in modo tale da rendere meno monotona l'escursione. Noi vi ringraziamo per averci accompagnato in questo nuovo video, per aver riscoperto insieme a noi i silenzi delle Dolomiti e se come sempre questo video vi è piaciuto, noi vi diamo appuntamento al prossimo orizzonte.